Dimmi Alberto. Ed eccoci qua naturalmente. La domanda che ti faccio è sempre la solita. Praticamente un uomo per colpirti come dovrebbe essere? Io sono abbastanza particolare come ragazza, quindi deve saper prendermi come carattere perché sono abbastanza possessiva. Sei possessivo. Quindi vuoi praticamente un uomo con il carattere fermo? carattere forte, Il esatto. carattere macio. Carattere macio, ma non obbligatoriamente lui è esteticamente macio. Esatto. Quindi basta Ti piacciono macio. i tipi palestrati? Se mi viene, perché no? Ti piacciono? Basta che comunque, anche se deve essere per forza carino, perché Certo. a fianco a me ce ne vuole certo. uno carino. Logico. Però anche se non è molto bello, non fa niente, basta Insomma, che saper abbia del colpire. fascino, giusto? Esatto. Cioè la cosa importante è praticamente che l'uomo ti possa affascinare Esatto. talmente tanto, magari da intrigarti, cioè suscitare in lui una certa curiosità, giusto? Esatto. Ti piacciono i tipi divertenti? Da morire, perché morire. io adoro ridere. Certo. A me se tolgono una risata tolgono tutto. Logico. Quindi La discoteca ti piace la naturalmente? discoteca l'adoro, non so se si vede, ma ne faccio Va parte bene. integrante. Quanto sei alto? Insomma, 1,55. 1,55. Quanto pesi? Sono 47 kg, 47 kg. formosa. Formosa come si vede d'altronde, come hanno visto naturalmente i telespettatori. Parliamo ora invece dell'età. Tu hai 21 anni, giusto? Io ho 21 anni, Sì, sei di Mazara del Vallo. sono di Mazara del Vallo. Parliamo dell'età del tuo corteggiatore, è giusto? Partiamo da una base. Dai 20 anni, anche se ne ho 21, non... Quindi dai 20 anni va bene per te, Sì. fino ad arrivare a un massimo di 30, 31. 30-31. Sei Sì. più grande no? Se è più grande, no. No. Quindi ci dobbiamo fermare al massimo fino a 31 anni. Esatto. Mm. Dovrebbe lavorare, essere almeno, insomma, un po', diciamo, posizionato, giusto? Sì, anche se io lavoro pure. Ti Quando... interessa praticamente la sicurezza È anche? normale. Giusto? Sì, normale. Quanto tempo è che sei single? Io sono uscita da una storia Molto molto importante, direi, da un po' di tempo, però sono pronta a ricominciare qualcos'altro. Certo. Ma d'altronde si chiude un libro, se ne deve aprire uno nuovo. Si chiude una porta e si apre un portone. Certo. Come mai hai pensato di presentarti qui da noi, a Strano Siciliano, come tronista? Perché sei un mio caro amico. Quindi ti sei fidata di me e Esatto. sei voluta Esatto. venire per provare Esatto. appunto a fare la E tronista. poi perché, guarda, non è sono da buttare, quindi la gente deve guardarmi. Certo. Va bene. I tuoi hobby? Come passi il tempo in una giornata? Io amo cantare, Sì. ballare. D'altronde io ti ho sentito qualche volta cantare qualche canzone, sei brava, hai una bella voce. Grazie. E ti ho anche vista ballare, che sei Grazie. veramente in gamba, complimenti. In gamba. Va bene. E poi? Non so, la mattina a che ora ti alzi? Dipende, quando non lavoro sono pigra, quindi anche l'una la faccio. Ami praticamente alzarti Amo dormire, tardi? sì. Però Ti quando piace il sonno praticamente, sì, il riposo? Quando ho gli impegni sono obbligata ad alzarmi presto. Ascoltami, sei un uccello notturno? Cioè vai a letto tardi? Sì, Sì. sì. Tipo? Le 2, le 3, le 4? Le 4, le 5, le 6. Non hai Dipende problemi. dalla serata che si viene a proporre. Che cosa che ti attira praticamente in un uomo? In un uomo. Cioè che cosa può attirarti praticamente dai tuoi corteggiatori che ti stanno guardando? Io voglio una persona alta perché voglio sentirmi protetta. Certo. Perché visto che non sono tanto alta, voglio una persona che già dall'aspetto mi sappia. Insomma. Ti sappia proteggere, praticamente Ecco. è come un senso di protezione, Sì, giusto? vabbè, anche se più bassino non fa sicurezza. niente, però preferisco che sia un Diciamo, pochino più alto. partiamo da un l'1,75. 1,75. 1,65 e 70, 1,70, dai, facciamo dall'1,70 a salire, Ok. giusto? Anche se più basso non fa niente, l'importante è che non è più basso di me. Certo. Questo è sicuro. Non so, ami qualche altra cosa del tuo corteggiatore che ti potrebbe magari, non so, affascinare talmente tanto da sceglierlo? Perché logicamente Deve se deve avere degli occhi abbastanza profondi, Sì. proprio lo sguardo. Cioè, ti piace deve praticamente saper- lo sguardo magnetico? Esatto, eh? mi deve Ti conquistare con affascina lo sguardo. praticamente. Esatto, E con la simpatia poi. logicamente. Va bene. Cosa possiamo dire in più per i telespettatori che ti stanno guardando? Contattatemi,
buttatemi, sono qua, non sono da buttare, quindi fate voi. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto Elisa, una ragazza di 21 anni, simpaticona, di Mazara del Vallo, che è la tronista di Strano Amore Siciliano. Per tutti quelli di voi che vorranno contattarla, conoscerla e soprattutto corteggiarla, non dovranno fare altro che mandare il solito SMS al numero che voi conoscete benissimo, ossia il 348 03 82 850. Ma vi raccomando, mandate solo l'SMS, non chiamate, perché questo naturalmente non è il numero di Elisa, questo è il mio numero, per cui non mandate né messaggini, né complimenti, né dichiarazioni d'amore e neanche appuntamenti, perché questo, ripeto, non è il numero di Elisa. Per cui non insistete, mandate solo l'SMS con nome, provenienza, età, ma soprattutto il motivo dell'SMS. Motivo? Ossia che voi volete corteggiare Elisa, 21 anni, di Mazara del Vallo. Elisa, cosa possiamo dire? Mando un bacione a tutti coloro che si faranno sentire, agli altri no. Spero di piacere alla gente. Ma sicuramente, guarda, in questo momento ci saranno molti maschietti corteggiatori che ti staranno guardando e già staranno mandando il primo SMS, per cui io penso che avrai un grandissimo successo, Elisa. Lo spero, perché guarda. sei una simpaticona. Grazie. Va bene. Amici telespettatori, per la rubrica dei mascoli e femmini, Alberto vi saluta, naturalmente in compagnia di Elisa. Chiamate, ciao!